Bella, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, siamo in Divisione 3 e abbiamo fatto finora solo 2 partite in questa divisione, solo 2 partite da quando è cominciata la classifica. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario. Veniamo da un bel 8 a 3 contro il Boca Junior, una partita incredibile. Vediamo chi sarà il nostro prossimo avversario e come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questo Napoli contro Napoli. Interessante. Napoli contro Napoli. Bene, così, sempre molto bello giocare contro se stessi. Ovviamente io nel frattempo ho cominciato la live da poco, quindi avrò le mani ghiacciate, non fredde. Però non fa niente. Andiamo, schema di gioco. Zielinski è morto e quindi non giocherà. One me Valerian. Molto bene, molto bene. Faccio partire titolare Traoré, che è on fire. Osimhen nemmeno vuole giocare stasera e quindi metteremo il Ciolito titolare, ragazzi. Il Ciolito titolare. Abbiamo tra l'altro la possibilità di fare un po' di cambi nel secondo tempo, partendo così. Cavara pure on fire, molto bene. Oggi sono quasi tentato, non so se mi ascoltate, spero e penso di sì, di far partire Ngong al posto di Politano dall'inizio. Che ne dite di questa cosa? Sono molto tentato di fare questo fatto. Proviamo. Io proverei. Proviamo a far partire Ngong dall'inizio. Andiamo. Volevo vedere l'avversario. Informazione avversario 4-1-2-3 praticamente. Kvara che è una bestia di Satana. Vale lo stesso, perfetto. Per la super sub infatti era l'unico. Però effettivamente Politano mi dimenticavo che pure lui ce l'ha. L'avversario ovviamente scende delle bestie di Satana. Andiamo al match. Devo chiudere qua che mi dà eternamente fastidio. Ecco qua. Si parte, ragazzi. Napoli contro Napoli. Napoli contro Napoli. Vediamo se riusciamo a iniziare una piccola striscia positiva. Giochiamo allo Sports Park. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere. Siamo con allo stadio Casori. Si parte, partono loro, noi partiamo senza Vittorio Osimhen, tra l'altro. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Attenzione. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Provano ad attaccare loro con Kvaratskhelia, fanno girare palla, niente da fare, incredibile, mi fanno girare a vuoto. Maradona dalla distanza, provano subito col giro palla ad arrivare al gol. Noi abbiamo atteso un pochino, ha tirato Maradona di destro dalla distanza, ce la siamo cavata. Adesso Meret prova a rilanciare lungo verso il Ciolito Simeone che prova ad appoggiare. Gong la recupera Anghissa. Errore di Lobo, attenzione, provano a ripartire loro. Ciolito prova a chiudere, niente da fare. Gong, proviamo a recuperare. Partita che è cominciata sembra un po' lenta. Traoré a recuperare palla insieme a Nathan, niente da fare. Poi fallo di Nathan su Zico. Calcio di punizione per loro, andrà De Bruyne che va corto e Nathan riesce ad andare a recuperare questa palla, prova a sbatterla fuori ma è troppo corta. Maradona, Meret, rilancio lungo di Alex Meret, il Ciolito per Kvaratskhelia che non riesce a prendere questa palla. Ho iniziato maluccio, più che altro non riesco a prendere un attimo in mano la situazione. Rachmani, Di Lorenzo, Anghissa, proviamo a far girare anche noi palla con Gong che si gira, Gong dentro per il Ciolito Simeone, bella giocata di Gong. Ciolito Simeone prova a crossare verso Traoré, il palo incredibile di Junior Traoré, incredibile. Kvaratskhelia, dribbling ancora, qua cross in mezzo, calcio d'angolo, stiamo provando a spingere, abbiamo preso un palo e adesso Kvara ha messo dentro una palla interessantissima. Il maestro dalla bandierina, ragazzi, il maestro dalla bandierina verso Rachmani che proverà a rimetterla dentro, non ci riesce, provano ad attaccare loro.
Devono andare in contropiede, attenzione, niente da fare, lo Botka e poi Nathan e Rachmani, cerca largo Ngong, dribbling di Ngong che se ne va, Ngong ancora, incredibile, la mette dentro verso Traoré, la parata miracolosa del portiere, ragazzi. Grande giocata di Junior di Ngong, tiro di Traoré. Niente da fare, ancora la palla dal maestro che andrà verso Amir Rachmani che proverà a metterla dentro, Rachmani niente da fare, riescono a metterla fuori, e poi lo Botka recupera palla, appoggia per Traoré, cerca Ngong che si ferma, rientra Ngong, va ad Anghissà che la mette dentro subito, niente da fare, Anghissà recupera palla, dentro per il Ciolito, dovevo tirare con Angu, dovevo tirare con Zambo ragazzi, stiamo però provando a premere. Kvaratskhelia, attenzione, Ngong, bel break di Ngong, palla per il Ciolito, tacco per Traoré che arriva fino in fondo, Traoré! Ahmed Traoré ragazzi, porta in vantaggio, ci porta in vantaggio alla grande, primo gol stagionale, bella giocata del Ciolito, Ngong, ok, io ho sentito sempre Ngong o Ngonge, per questo, quindi Ngong. Comunque, passiamo noi con Ahmed Traoré, ragazzi, bella giocata del Ciolito che libera Traoré, che non sbaglia questa volta, 1-0, quindi, attenzione, Ngong, a questo punto cercherò di abituarmi, il Ciolito, palla per Kvaratskhelia, la ridà all'altro lato, Traoré, niente da fare, Kvara prova ad andare a chiudere, Traoré in chiusura ancora, Hernandez, lungo passaggio in avanti. Di Lorenzo, arriva Anghissà, dare una mano, ancora Di Lorenzo, Kvaratskhelia, in chiusura Giannino, De Bruyne passa, mettiamo la palla fuori, e adesso Ngong, attenzione, prova a cambiare verso il Ciolito Simeone, e si fa anticipare da Rüdiger, attaccano loro, attenzione, Kvaratskhelia, Marquinhos, il Ciolito Simeone, Ngong, Kvaratskhelia, 1-2, Di Lorenzo in chiusura, non ci riesce, fallo di Anghissà, ha fatto un'intervista del Napoli dove lo spiegava lui, non l'ho vista proprio, quindi per me era una cosa totalmente nuova. Attenzione, palla dentro, lo Botka, anticipo pazzesco e poi prova ad alzare per Ngong, niente da fare, Ngong mi fa ridere ragazzi, come tipo la campana. Comunque Ngong dentro per il Ciolito che prova ad allargare male, Traoré poi no, era Anghissà, brutta transizione qui, l'abbiamo giocata male, poteva essere un'azione molto più pericolosa, palla dentro, Nathan in chiusura, Rachmani, Traoré, Anghissà, Ngong che senza pensarci la butta dentro, un po' frettolosi, attenzione, prova a tornare anche Anghissà, niente da fare, Traoré, palla per Ngong che dribbla, no, incredibile intervento di bastoni qui, palla dentro, Traoré si gira, ancora palla per Ngong che prova adesso a far correre il Ciolito Simeone che prende palla, cerca Kvaratskhelia che spara, la parata è bella e alla pronuncia fiamminga, ok, ovviamente se no non ho in pronuncia non li prendi, ovviamente. Abbiamo provato ad affondare ancora una volta Mario Rui, palla dentro verso Zambo Anghissà che proverà a metterla dentro, Rachmani, Lobo dentro per Mario Rui che crossa verso il Ciolito, niente da fare, De Bruyne, Rachmani in chiusura, adesso esce addirittura Rachmani male su Teo, attenzione per non attaccare loro, Traoré, bel recupero, palla per Meret che prova a spazzare verso il Ciolito Simeone che ha la peggio su bastoni, Anghissà verso Zico, niente da fare, Diego, sporcata questa palla, poi Rachmani e Anghissà prova ad allargare malissimo per Kvaratskhelia, attenzione, il Ciolito Simeone prova a chiudere, De Bruyne, bella palla sporcata, Di Lorenzo la butta fuori, Ngong prende palla e cambia tutto verso Kvaratskhelia che prova ad appoggiare per Traoré, per Anghissà, tanto Kvaratskhelia è stato veramente asfaltato ma niente da fare,
Finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo, ragazzi. 1-0 per noi. Partita intensa, tesa, e dove noi abbiamo tirato molto di più. Stiamo giocando abbastanza bene. Bisogna continuare a insistere. Il Ciolito, ricominciamo. Lobotka, palla per Maestro. Che allaga il Kvaratskhelia. Traoré si gira, prova ad andarsene, ma Camavinga se lo mangia. Attenzione Anghissa, Nathan. Poi allarga Pengong che dribbla e se ne va. Ngong e cerca Zambo Anghissa. Prova a penetrare Anghissa, se ne va Anghissa, prova il dribbling 2 volte e guadagniamo niente perché Bastoni fa il fenomeno. Pensavo di aver guadagnato calcio d'angolo, ragazzi. Ciolito, attenzione, provano ad attaccare loro adesso. Camavinga, Traoré, Ciolito, prova a chiudere. Gong recupera una gran palla qui in Gong, dribbling in Gong, è incredibile, palla dentro verso il Ciolito Simeone, gran palla, il Ciolito si ferma, Pengong che crossa in mezzo, Kvaratskhelia prova a spizzare per il Ciolito, Teo Hernandez fa un miracolo, Gong recupera palla, dentro per il Ciolito Simeone, Hernandez ancora, si stanno schiacciando un po' loro. Provano ad andare di contropiede, attenzione, in chiusura di Lorenzo, Zico, esce Traoré, poi Ngong, recupera palla, niente da fare. Ok, sì, me ne sono accorto in effetti. Attenzione. Teo Hernandez, Gong ancora in pressione, il Ciolito Simeone che per poco non recupera palla, la recupera Traoré, scende Traoré dentro per Kvaratskhelia che non si gira dalla parte giusta. Attenzione, provano adesso a giocare loro con Pulisic, la mette alta Nathan, poi Lobotka, Meret, Traoré, bravissimo Traoré verso Mario Rui che prova a darla sui piedi a Kvaratskhelia che si gira, ha recuperato la palla da Maradona, Kvara non è riuscito ad andarsene ma se la va a riprendere Kvaratskhelia e va da Anghissa dentro per il Ciolito che rientra Anghissa, peccato, dobbiamo sfruttare meglio queste occasioni ragazzi, potrei provare a fare qualche sostituzione. Attenzione, prova a chiudere Anghissa, niente da fare. Attenzione Anghissa, Maradona. Ah, brutta questa, Lobotka prova ad andare in chiusura, grande Lobo e poi Traoré, palla per Kvaratskhelia. Kvara, palla per Mario Rui, errore di Rui qui. Attenzione Anghissa, recupera palla e cerca di andare subito da Ngong, niente da fare. Teo Hernandez, Camavinga, attenzione Mario Rui, Zico. Traoré, bella chiusura, errore di Anghissa, Rachmani, Lobotka, chiusura di Lobo, e la dà poi a Zambo Anghissa che vede largo, Ngong che se ne va Ngong, attenzione dentro per Anghissa, ah no è Traoré, attenzione, cazzo perché non è andato da Ciolito, Anghissa recupera una gran palla, la dà Ngong dentro, che alza questa palla verso il Ciolito, niente da fare, Anghissa può recuperare ancora palla. E va da Nathan, ricominciamo, Nathan allarga verso Mario Rui che prova il cross dalla 3/4 verso il Ciolito che la mette in calcio d'angolo praticamente. Facciamo qualche cambio, loro sono molto schiacciati, Zico è morto, perfetto, ok, calcio d'angolo per noi, Traoré comunque pure stanco, mettiamo un poco Lindstrom al posto di Traoré. Ok, Ngong è stanco anche se ha giocato molto bene. Allora faccio entrare anche un po' di Ndonker al posto di Anghissa. Lobotka lo lascio, mi faccio un attacco un po' più leggero con Giacomino Raspadori in campo al posto del Ciolito e metto Politano al posto di Ngong, così diamo freschezza e va bene così, va bene così. Sì. Aldo sì, a volo, dillo al volo. Scrivete direttamente raga perché poi il tempo è poco. Non lo so, dopo vediamo. Vuoi mettere Mazzocchi? Ok, ok,
Tolgo Nathan allora e metto Mazzocchi. Sa, dopo vediamo sto fatto perché non lo so. Andiamo così allora. Col maestro che andrà verso Rachmani. Mario Rui, Damir Rachmani che proverà a rimetterla dentro la palla. Attenzione, resta lì. Maradona con un miracolo la mette fuori. Attenzione, Mazzocchi. Palla, riescono a ripartire. Invece no, perché Nistro non prende questa palla. Dentro per Matteo Politano. Fuori gioco. Ha trovato il palo, gol. Matteo Politano, un fuorigioco allucinante che ci nega il doppio vantaggio. Attenzione Courtois, adesso loro si buttano avanti, attenzione, recuperiamo palla dentro, Dendoncker, più volte recupera questa palla, adesso va a pressare Dendoncker addirittura Courtois, niente da fare. Mazzocchi non riesce a prendere questa palla, attenzione, arriva Di Lorenzo che ha la prova da dare avanti, mamma mia Dendoncker, ancora un piccolo recupero che ci stava fruttando un'occasione d'oro, provano ad attaccare loro, attenzione Di Lorenzo in chiusura e poi va subito da Politano e prova a metterla dentro, niente da fare, stanno attaccando molto di più loro, attenzione Lobotka, il lancio lungo di Lobo, però c'è Raspadori che la prende di testa per Kvaratskhelia che ditaccola dal maestro, scende Mario Rui che ha tanto campo, Mario Rui dentro per Giacomino Raspadori che si gira, Giacomino Raspadori 2-0 e andiamo a chiuderla ragazzi. Giacomino Raspadori, oh, addirittura Meret, rilancio di Alex Meret verso Raspadori che prende ancora palla di testa, Politano di taccola da Mazzocchi che se ne va, contropiede incredibile Mazzocchi, la dà troppo arretrata a Raspadori, peccato. Rachmani a chiudere verso Kvaratskhelia, palla per Raspadori, dentro per Matteo Politano che poi l'alza verso Raspadori, doppietta di Giacomino Raspadori, segna addirittura di testa, quinto gol stagionale per Giacomo. Incredibile, 3-0 ragazzi, siamo andati a chiuderla con i cambi questa partita, loro si sono sbilanciati e noi li abbiamo massacrati. Attenzione Rachmani in chiusura, Lobotka, ancora Rachmani, errore di Amir qui però, attenzione, tiro di Messi, 3-1 ragazzi, è vero, primo assist del maestro. Qua si sono scoperto in maniera stupida ragazzi, ma la partita è praticamente finita. Lobotka, Rachmani, Lindstrom, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, niente da fare, partita praticamente finita. Attenzione Di Lorenzo, Mazzocchi, finisce qua ragazzi, ci portiamo a casa una partita davvero difficile con dei marcatori d'eccezione perché doppietta di Giacomino Raspadori e gol di Traoré. Bene così, ci portiamo a casa una gran vittoria 3-1 e ci vediamo alla prossima puntata con 33 punti acquisiti.